Buonasera a tutti i presenti, porto il mio saluto a tutti voi a nome mio e a nome della banda musicale e del direttivo che rappresento e un benvenuto particolare agli ospiti che stasera ci onorano in questa serata. Stasera sono presenti con noi il presidente regionale dell'Anbima Francesco Pittau, presidente provinciale Antonino Portas, l'onorevole Dante Azzeni, il nostro delegato regionale, abbiamo anche un ospite d'eccezione stasera a livello nazionale, il segretario nazionale dell'Anbima, signor Bradariolo Egidio, e il cappellano dell'Anbima, padre Carlo Cremona, che ieri ha tenuto una conferenza a San Luri nell'Istituto dei Padri Scoloppi. Abbiamo le autorità del paese, il sindaco Ignazio Puddu con la giunta, Dondino, e vorrei ringraziare la presenza di padre Clemente. Il saluto si è rivolto anche ai rappresentanti delle altre bande che anche quest'anno dimostrano l'amicizia che ci stringe tra di noi. Il concerto verrà presentato dalla professoressa Miriam Quacquero. Prego, professoressa. E possiamo cominciare subito, diciamo, così. Prego. Grazie. Allora, un primo invito, e questo proviene banda, è quello di attenersi per favore a un silenzio in sala, perché appunto è diciamo una regola d'oro delle manifestazioni musicali. Allora, una breve presentazione che riguarda la banda di Monastir, che è giunto ormai al suo 8° anno di attività. Grazie. La banda è stata fondata infatti nel 1980 da alcuni componenti che partecipano stasera al concerto e si compone di una quarantina di elementi, alcuni dei quali frequentano il Conservatorio Musicale di Cagliari. Sino ad oggi si è affermata in campo regionale, svolgendo nell'arco di tutto questo tempo una intensa attività e raggiungendo anche dei notevoli obiettivi che appunto stimolano a guardare avanti e a sostenere i sacrifici ai quali i componenti si devono quotidianamente sottoporre. Il complesso è diretto dal maestro Ignazio Pilloni, che guida la banda ormai da 6 anni. In tutto questo tempo il repertorio della banda si è allargato, comprendendo una vasta gamma di brani sia di tipo classico sia di tipo leggero. Una caratteristica che chi ha assistito ad altri concerti della banda avrà potuto rilevare, che appunto si potrà riscontrare anche oggi, è l'affiatamento che unisce il maestro e gli esecutori, la cui età media è tra i 18 e i 20 anni. Le difficoltà di questo genere di organizzazioni, come immaginerete, sono sempre tante, soprattutto di carattere economico, anche se appunto è sperabile che queste difficoltà possano essere superate da chi crede e ha fiducia in questo complesso. Uno dei problemi più grossi è per l'appunto il reperimento di una sede sociale che fino adesso non è stata stabile, e questo ha costretto la banda a operare quasi sempre in locali di fortuna. Ci si augura anche che appunto l'amministrazione comunale possa sostenere questo complesso, che sta dando un gran numero di soddisfazioni al paese di Monastir, e
appunto lo spirito di grande volontà che tutti i componenti manifestano, alla testa di tutti il consiglio direttivo presieduto dall'amico Giorgio Mereu, è dimostrato anche dalla grande mole di lavoro che è stata sostenuta per modificare la struttura originaria di questo locale, che come sapete è una palestra, e è stato necessario fare appunto dei lavori, predisporre dei lavori per insonorizzarla. Una piaga appunto che non sarà colmata del tutto è comunque che la destinazione originaria non era quella di una sala musicale e di conseguenza l'acustica e la sonorità non saranno perfette e di questo appunto la banda si scusa col pubblico. Prima di passare alla parte vera e propria del concerto, cioè la parte musicale, la banda vuole ringraziare quanti hanno collaborato alla buona riuscita di questa iniziativa, cioè innanzitutto l'amministrazione comunale, la popolazione e soprattutto l'ANBIMA, cioè l'Associazione Nazionali Bande Musicali. Tutte le ditte che hanno sponsorizzato questa manifestazione, i familiari che hanno dato il loro contributo e il pubblico presente che ha sempre calorosamente sostenuto il complesso. Un ringraziamento particolare va ai due illustri ospiti che hanno onorato e onorano oggi con la loro presenza, cioè padre Carlo Cremona, che è il responsabile dell'ufficio stampa del Vaticano e è un grande studioso ed esperto della vita di Sant'Agostino, e ha tenuto ieri una importantissima conferenza su Sant'Agostino e la Sardegna, e l'altro illustre ospite è il commentatore Egidio Bradariolo, segretario nazionale dell'ANBIMA, che ha portato alla banda il saluto dell'associazione e che la banda a sua volta ringrazia. Adesso possiamo passare al concerto vero e proprio, e il primo brano è un brano di Sousa, che è un compositore americano. Nella seconda metà dell'Ottocento la produzione musicale americana non era una produzione sinfonica così come troviamo paralleli esempi in Europa, ma era una produzione ancora molto legata, molto intimamente legata al terreno culturale popolare. Per questa ragione in moltissimi centri americani era diffusissima appunto la struttura dei complessi bandistici e di conseguenza appunto i primi autori che noi ricordiamo appunto statunitensi sono soprattutto autori di produzione bandistica. Sousa ha scritto moltissimi brani brillanti, soprattutto marce militari, ne ha scritto circa un centinaio, ed era appunto egli stesso un direttore di banda musicale e faceva eseguire direttamente i suoi brani con i suoi complessi. La marcia che sentiremo adesso è sicuramente tra le più conosciute di Sousa. Si tratta della banda che ha il titolo Stelle e Strisce ed è quindi dedicata alla bandiera americana. È una composizione molto brillante che dà risalto ai vari timbri caratteristici di una banda. Questo brano, così come tutti gli altri del concerto, sarà diretto dal maestro Ignazio Pilloni.
dopo questa ventata di freschezza abbiamo invece un brano italiano, l'autore è Bennati, il titolo è La Sinfonia Bizzarra. Questa sinfonia è stata composta negli anni 40 ed è un brano, anche questo è un brano molto eseguito nei concerti e nelle manifestazioni bandistiche. È una composizione, è strutturata in due parti, un andante iniziale più melodico che vede come protagonista la tromba solista che espone il tema, e invece il secondo tempo è un allegro, il tempo finale, dove invece appunto troviamo alcune varianti tematiche e un contrasto timbrico tra gli strumenti ad arcia e gli ottoni. Vogliamo iniziarlo? Prego, al maestro Pisoni.
musicale, una danza che irrompe sulla scena musicale colta soltanto a partire dalla prima metà dell'Ottocento. I protagonisti di questa irruzione, chiamiamola così, sono soprattutto Johann Strauss, padre e figlio, compositori viennesi. E il valzer è per l'appunto una forma che si afferma soprattutto nella terra d'origine, cioè l'Austria, e che trova grande spazio nella produzione musicale, quindi anche e soprattutto in quella che si definisce la produzione delle operette, per esempio, tipica della cultura viennese dell'epoca. Il brano che presentiamo adesso è per l'appunto un valzer, è una trascrizione dall'originale. L'autore è Van Teufel. Tra le sue composizioni più celebri si annovera un arrangiamento di un celebre brano di Chabrier, è spagnola. Il valzer, come sicuramente saprete, è una composizione in tre quarti, cioè che scandisce appunto un tempo così molto, molto facile da percepire, che arriva proprio dalla tradizione popolare, e quello che la banda vi propone adesso è il valzer dei pattinatori.
Dopo questo brano così scatenante, a questo brano segue un brano più contenuto. L'autore è Houdevast, che è un compositore olandese contemporaneo di musica originale per banda. Egli è un direttore di un complesso bandistico molto affermato in Olanda e le sue composizioni sono molto variate e, come dire, mirate per questo grande complesso di strumenti che poi in realtà, così come l'orchestra, si tratta, praticamente si configura come un unico strumento. Alcune delle sue composizioni vengono normalmente inserite come pezzi obbligatori nei concorsi internazionali per banda. Il tema del brano di Houdevast è Thème variée.
brano che segue adesso è un brano che probabilmente non ha bisogno di grandi presentazioni, è il tema tratto dal Te Deum di Charpentier. Charpentier è un compositore francese del 7-800, un compositore anche abbastanza conosciuto nella sua epoca, ma ciò che fa di questo brano un brano come dire, molto conosciuto alle nostre orecchie è il fatto che sia ormai da moltissimi anni la sigla della Eurovisione, cioè quando si propongono le partite di calcio della Coppa UEFA o di qualsiasi altra manifestazione europea, regolarmente appare la sigla appunto dell'Eurovisione accompagnata appunto da questo brano musicale, di cui adesso ascoltiamo il tema principale. Applauso veramente meritato quello di adesso, perché questo brano, come avrete sicuramente potuto rilevare, è un brano molto impegnativo, soprattutto per la sezione degli ottoni, immagino. Il brano che adesso chiude questa prima parte è un brano di Catterby, che è un autore, uno dei non numerosi autori inglesi vissuto nella prima metà di questo secolo. L'Inghilterra infatti non annovera tra i suoi compositori dei protagonisti di primo piano della vita musicale europea, ma Catterby è uno di questi
E tra le sue composizioni molto celebri sono quelle soprattutto di musica cosiddetta descrittiva, cioè che descrivono qualcosa, una situazione o qualche appunto caratteristica particolare. E in particolare appunto quelle che evocano alcuni momenti di vita in alcune zone del mondo, per esempio appunto il mercato persiano in una mistica terra d'Egitto e nel giardino di un monastero. Che la banda vi ha proposto nel concerto dell'anno scorso. Quello che sentiremo oggi ha invece un titolo estremamente esotico, In una pagoda cinese.
dopo questo brano evocativo di atmosfere orientali, vorrei invitare qui al microfono l'onorevole Dante Azzeni e il sindaco, signor Ignazio Puddu. Buonasera a tutti. In situazioni come questa non è facile sintetizzare il proprio sentimento per farlo arrivare compiutamente a chi ascolta. Dopo la potente onda lunga di armonia trasmessa ieri sera a San Luri e stamattina nella vostra chiesa parrocchiale dal padre Carlo Cremona, che è riuscito, solennizzando Santa Cecilia, a parlarci di tantissime cose, di Santa Cecilia, di Sant'Agostino, dell'impero romano, del pentagramma, delle note musicali, diventa veramente difficile fare discorsi o discorsi interessanti. Tenterò tuttavia di fare anch'io qualche sottolineatura che a me pare sia doverosa, perché questo momento che stiamo vivendo e che temporalmente può durare poco più di un'ora, 2 ore, è frutto di un lavoro che viene nel tempo da lontano e che sicuramente è costato tanti sacrifici al Presidente, ai dirigenti, ai collaboratori della banda musicale di Monasteri, ai ragazzi, al maestro Pilloni, che stasera ci stanno allietando con un bellissimo, meraviglioso concerto. Va scritto però ai dirigenti della banda di Monasteri un merito particolare. Io sono cattolico, apostolico romano, pieno di tanti difetti, però queste cose le sottolineo perché è doveroso. Sono riusciti, come ha detto l'annunciatrice, la presentatrice, a far venire qui il padre Carlo Cremona, che noi sentiamo quasi quotidianamente al GR2, che ci dice tante cose belle, tante cose utili, tante cose interessanti, tante cose distensive. Padre Carlo Cremona, l'assistente spirituale della Ambimma nazionale. Sono riusciti a venire qui il segretario nazionale dell'Associazione Bande Musicali, il commendator Egidio Bradariolo, nostro carissimo fraterno amico. Queste sono cose importanti e queste cose mi hanno chiesto di sottolinearle anche gli altri amici responsabili dell'Ambimma regionale e dell'Ambimma provinciale, il professor Francesco Pitao e l'amico Danilo Conte. Quindi Monasteri quest'anno ha voluto solennizzare, festeggiare la Santa Cecilia, la Santa Patrona, in maniera particolare, in maniera diversa, come ancora non era riuscita a fare e come vorrebbero fare sicuramente tante altre bande musicali. Questo sforzo, questo impegno,
questi sacrifici, non solo di natura temporale, ma anche di natura finanziaria, Santa Cecilia sicuramente li benedirà, come diceva padre Carlo Cremona. Li benedirà e pregherà per i ragazzi della banda, per i dirigenti della banda e per tutti coloro che alla banda sono vicini. Ai ragazzi, al maestro Pilloni, ai dirigenti, congratulazioni vivissime, auguri vivissimi, auguri affettuosi, perché l'impegno futuro sia foriero di risultati ancora più belli, di un avvenire più prestigioso ancora come soddisfazioni personali e anche sotto l'aspetto artistico. Il concerto che ci avete, la prima parte del concerto che ci avete fatto sentire è stata una cosa bellissima come scelta di pezzi, come scelta di partiture, ed è stato realizzato, diceva il professor Pitao, in maniera magistrale. E avendo noi la possibilità di fare un raffronto tra quello che avete fatto bene l'anno scorso e quello che avete fatto quest'anno benissimo, diciamo che il salto è di qualità, è notevolissimo, quindi le prospettive per il futuro sono certamente sicure. Questo patrimonio appartiene ai dirigenti della banda, appartiene all'Andina, ma appartiene soprattutto alla cittadinanza di Monastir. La cittadinanza di Monastir si deve sentire quindi stretta, deve solidarizzare, deve sostenere questa iniziativa, questa realtà bellissima che deve appartenere alla collettività nella sua interezza, però deve appartenere a ciascuna famiglia, a ciascuno di voi. Voi dovete andare orgogliosi di questa banda, di questo complesso, perché, come è stato scritto e come è stato detto, localmente, fuori in Sardegna e anche nel continente, fa onore alla vostra cittadina. Questo sostegno non deve venire logicamente soltanto dalla popolazione. Come consigliere regionale dico che deve venire concretamente anche dal governo regionale. Noi abbiamo una legge che ha 2 anni di vita, ma che stenta terribilmente ad operare. Non andiamo qui a ricercare responsabilità, però ci sono responsabilità, e sono responsabilità molto gravi, perché non è pensabile che gli stanziamenti del 1986 e gli stanziamenti del 1987 non siano stati ancora distribuiti alle bande musicali che vivono di elemosine, che vivono del contributo di poche famiglie o dei ragazzi che, oltre il sacrificio che fanno per stare in banda, per il tempo che perdono a prepararsi per fare le cose bellissime che stiamo vivendo, devono anche pagare di tasca. La nostra regione, che è la prima ad aver avuto una legge così finalizzata, che è stata presa ad esempio dalle altre regioni d'Italia attraverso il nostro Consiglio nazionale, evidentemente poco sensibile e poco aperto a questo aspetto culturale che è importantissimo, perché qui si fa non solo cultura, ma si fa anche del sociale, e noi dobbiamo essere attenti all'uno e all'altro dei 2 aspetti della nostra vita, della nostra società. Devo fare un'altra sottolineatura, mi sono preso qualche appunto perché
temevo di dimenticare qualcosa. Ieri il vostro sindaco e i vostri assessori erano presenti a San Luri. Oggi il sindaco e gli assessori sono presenti qui. Questo testimonia già una simbiosi tra amministrazione comunale e associazione musicale bandistica. È un fatto importantissimo che il Comune abbia sposato questa causa, che il Comune abbia fatta propria l'iniziativa che è stata di altri originariamente e che la sostenga concretamente, la sostenga con la solidarietà che ciascuno di noi deve portare, però la sostenga con la solidarietà che è propria dell'amministrazione comunale. So che recentemente il Consiglio Comunale di Monastir ha deliberato di cedere l'area alla banda, area nella quale dovrà essere realizzata la sede della banda con tutto ciò che nella sede deve essere previsto. Questo è un fatto importantissimo che noi dirigenti dell'ANVIMA nazionale e dell'ANVIMA regionale sottolineiamo molto positivamente. Desidereremmo, auspichiamo che tutte le amministrazioni dove realtà come questa ci sono prendessero iniziative come questa. Quindi al sindaco, alla giunta, al consiglio comunale tutto, grazie per questa sensibilità, per questa testimonianza, per questa solidarietà. Ai ragazzi, auguri. Ai ragazzi e al maestro Pilloni e ai dirigenti un augurio particolare, un augurio affettuoso. Noi ci vediamo con grande frequenza, questo pentagramma, queste note musicali ci hanno fatto stringere un'amicizia che penso durerà nel tempo per sempre. Auguri di grandi soddisfazioni e un auspicio che possa accompagnarvi in una tournée all'estero per portare il nome della nostra Sardegna e della vostra Monastir così, con grande capacità, con grande arte come quella che ci state mostrando stasera. E a tutti auguri di buon Natale. Buonasera a tutti. Dopo l'intervento del collega e consigliere regionale D'Ampiazzino, che è stato molto esauriente e dove ha alle spalle tanti anni di amministrazione, diciamo che è un sindaco giovane in età e giovane anche di operato, e abbia lasciato poco spazio. Diciamo. Comunque io dico che è un merito importantissimo per questa nostra banda di Monastir, lo dobbiamo soprattutto, io direi, agli attori che sono i ragazzi della banda e il maestro Pilloni, che con il suo sacrificio, il sacrificio di tutti i ragazzi, stanno portando avanti questa nostra opera. Io la chiamo un'opera che di anno in anno si sta trasformando e si sta migliorando. Ringrazio tutto il consiglio di amministrazione della banda, tutti i genitori dei ragazzi, perché diciamo, stanno sostenendo la banda in ragione morale e anche finanziaria. Conosciamo benissimo i problemi della banda musicale, conosciamo il loro bilancio e stiamo facendo di tutto per poterli aiutare. Di tutto abbiamo fatto già da un bel po' di tempo, diciamo da un anno e mezzo a questa parte, dopo tante sollecitazioni da parte della dirigente della banda per avere una sede definitiva. Abbiamo portato a termine questo primo passo, che è un passo importantissimo. Come
come ha già citato il collega, abbiamo individuato l'area e l'abbiamo deliberata e donata alla banda musicale un'area per una costruzione di circa 150 metri quadrati, quindi un'area abbastanza consona, diciamo, per quello che è l'operatività della nostra banda. Io vorrei ringraziare ulteriormente queste persone, non per quanto riguarda solo quello che è l'attività, diciamo, bandistica, ma l'attività sociale che sta, diciamo, portando avanti all'interno della nostra comunità. Ricordiamoci bene che siamo tutti padri di famiglia, abbiamo dei ragazzi dove in questo momento, più di qualsiasi altro momento, anche a Monastiri stiamo vivendo dei momenti un po' particolari, dove delle esperienze familiari purtroppo ha portato, diciamo, i primi passi di questi ragazzi con le prime esperienze di droga, quindi diciamo che il merito di questa banda è anche tenere lontani e impegnati questi ragazzi, impegnati per quel tempo che basta e per tenerli lontani da quelle che sono esperienze che senz'altro una famiglia e una comunità come la nostra li mette veramente in brutte situazioni. Ringrazio i presenti, ringrazio soprattutto il padre Cremona, il segretario dell'Ambimma nazionale, i segretari regionali, l'onorevole Dante Azzeni e tutti i presenti. L'ultimo mio augurio è questo, che col prossimo anno, diciamo mese di gennaio-febbraio, si possa iniziare, diciamo, con la prima pietra della nuova costruzione. Grazie a voi. Come amministrazione comunale abbiamo pensato di consegnare un piccolo pensiero da parte della nostra comunità al padre Cremona, che è una dono particolare fatto da un artigiano locale, e assieme al padre Cremona abbiamo pensato anche un ricordino per il segretario nazionale dell'Ambimma, che vorremmo chiedere. È un'opera di Cacciuto, interamente dipinta a mano e placata in oro. Volevo dire una parola. Prima che prenda la parola padre Carlo Cremona, siccome io purtroppo devo lasciare il concerto perché sono in ritardo di mezz'ora per un'altra cerimonia molto importante alla quale sono stato pregato di non mancare, desidero dare alla banda musicale di Monastiri, quale segno della mia amicizia, una targa a ricordo di questa Santa Cecilia. Invito il presidente Mereu. La targa intitolata Onorevole Dante Azzeni, consigliere nazionale dell'Ambimma, alla banda musicale di Monastiri, con tanti cordiali auguri. L'onorevole Azzeni mi ha definito onda lunga. Lascio giudicare a voi se sono un'onda lunga. Non vi scandalizzate se io me ne vado con una bella donzella sarda a Roma. A parte queste battute scherzose, io volevo non complimentarmi,
neanche ringraziarti. Volevo soltanto compiacermi con me stesso, perché in mezzo a tanti disordini sociali, dei quali un sacerdote per la sua attività e per la sua responsabilità deve interessarsi, esistono al mondo, nella nostra terra, magari bisogna venire in Sardegna, ma questo mi fa ricordare che anche andando altrove, nei luoghi così meno appariscenti, meno chiassosi, esistono queste belle realtà umane. E la bella realtà umana questa sera, sarò proprio brevissimo, sono questi 40 ragazzi che, come è stato ricordato, con spirito di sacrificio, ma soprattutto con alta idealità, non soltanto producono della bella musica, ma danno anche un ottimo esempio di come si possano risolvere i problemi anche angosciosi e tragici che incontra la nuova generazione, come si possano risolvere quando c'è appunto un'alta idealità che non può mai mancare all'uomo, magari quella dell'arte, le muse, la musica. Questi giovani dimostrano non soltanto di essere affiatati tra di loro con i loro strumenti, e sia dato atto anche alla bravura del loro maestro Pilloni, ma dimostrano soprattutto di essere armonizzati con la vita, con quello che è l'ideale dell'uomo, quell'ideale per cui anche quando c'è da faticare, la fatica stessa diventa un motivo di soddisfazione. Ieri sera nell'Onda Lunga io ho cominciato con Sant'Agostino e questa sera termino con Sant'Agostino, il quale dice: quando si ama o non si fatica o la fatica stessa è amata. Ubi amatur, aute non laboratur, aute laborizze amatur. Vi saluto e non dimenticherò mai la popolazione di Monasteri, le autorità che mi hanno dato tanta soddisfazione, ma soprattutto l'immagine di questi giovani che hanno rallegrato questa sera la nostra anima con le loro armonie, soprattutto con il loro affiatamento, con il loro amore per la vita. Ci fermiamo per 5 minuti, facciamo sgranchire un po' le gambe ai ragazzi che vedo che sono un po' impazienti. Grazie.
appunto ancora una volta di fare silenzio in sala, perché appunto il silenzio è un ingrediente d'oro in questo tipo di manifestazioni, soprattutto i bambini. La seconda parte si apre con un brano di Francia che si chiama Poker Rag. È un brano molto breve, molto allegro, vivace, e come potrete ascoltare appartiene a quel tipo di produzione che troviamo anche nella produzione colta, cioè una musica di intrattenimento. Non si tratta cioè di una musica di grande impegno oppure trascrizione appunto da brani classici, ma si tratta invece proprio di un pezzo scritto appositamente per banda, teso appunto a sollecitare così una sensazione soprattutto di gradevolezza del pubblico. Francia è un compositore di musica originale per banda, è attualmente vivente e si dedica alla composizione di marce e di brani di intrattenimento come questo. Il titolo, lo ripeto ancora una volta, è Poker Rag.
porta alla diffusione appunto dei dati del primo Novecento negli Stati Uniti. Segue invece Intermezza di Uriel Hempel, e si tratta di un brano originale per banda che prevede appunto l'intervento della tromba solista. Hempel è un compositore di musica bandistica e predilige in particolare le composizioni che ricordano o evocano dei motivi popolari e folcloristici di diverse nazioni, in particolare per esempio lo stile latinoamericano o quello dei paesi nordici.
Seguono adesso due brani di Jacob Delhan. Questo compositore è un compositore fiammingo, non molto conosciuto in Italia, però che ha alle sue spalle una lunga attività, un'intensa attività che riguarda appunto le composizioni bandistiche. Si dedica soprattutto a un repertorio di tipo melodico con interventi successivi solistici, vale a dire che strumenti solistici intervengono variamente nel corso del brano. E in questo modo vengono all'interno delle sue composizioni evidenziati i timbri, vari timbri che compongono l'impasto del complesso bandistico. In questo brano, Elia, che è un brano originale per banda, possiamo appunto notare questi interventi solistici, soprattutto quello della batteria prima del finale.
ancora un brano di Apple Heart, Dreaming. Questo motivo è tratto invece da melodie popolari e folcloristiche della Germania. Avere silenzio. Stiamo avviando al termine del concerto. Il penultimo brano, The Best of Mancini, l'autore appunto è Henry Mancini, un compositore italo-americano divenuto molto celebre per essere stato il compositore delle colonne sonore di film molto famosi. Come compositore e arrangiatore Mancini partecipò all'orchestra di Glenn Miller e fu influenzato dallo stile di quest'ultimo, appunto, nelle sue composizioni. Vinse numerosi Oscar per le musiche da film, e la sua composizione più celebre, sicuramente più conosciuta, è il tema che ha accompagnato le
comiche di Peter Sellers nei panni dell'ispettore della Pantera Rosa. Quello che ascoltiamo adesso è un pot pourri, vale a dire una successione, una composizione composta a sua volta da 3 brani altrettanto celebri di Mancini.
Riservo i complimenti al maestro Pilloni, poi personalmente. Certamente, dopo questa meravigliosa serata fatta di armonie dolcissime, sentire la mia voce rauca è forse una stonatura di questa manifestazione. Ma è doveroso portare il saluto da parte di tutte le bande della Sardegna. Un ringraziamento particolare, quindi, agli ospiti arrivati per questa manifestazione da Roma. Non è facile avere ospiti così illustri. Per noi stasera e ieri sono state 2 giornate splendide. Un ringraziamento quindi a Padre Cremona e al commendatore Egidio Bradariolo che rappresenta l'Ambim nazionale. Un ringraziamento però vivissimo va agli organizzatori di questa grossa manifestazione, che lavorano in ombra, che non sono protagonisti sul palco, ma che hanno il loro da fare per realizzare sempre un concerto di questo livello. La parte musicale è quella che viene proposta normalmente al pubblico, ma i contorni, ripeto, sono importanti quanto la parte musicale. Quindi vanno premiati anche gli organizzatori, per i quali chiedo un applauso.
I nostri ragazzi sul palco non sono certamente dei professionisti, ma vi posso garantire che stanno facendo molto bene la musica. Prima, perché loro si sono impegnati responsabilmente in questo. Secondo, perché il loro maestro direttore, Ignazio Pilloni, sa bene quello che vuole. Credo che un applauso gli sia dovuto. Ho fatto un giro in sala durante l'intervallo e come docente del conservatorio lamento la scarsa partecipazione dei colleghi. Comunque ringrazio il maestro Morandini, ringrazio Miriam, che penso sia una collaboratrice affettuosa in questo contesto, in questa manifestazione. Non credo che i colleghi siano assenti per snobbare questa attività che noi tutti vogliamo premiare e sviluppare sempre di più. I nostri testimoni comunque, colleghi, penso che saranno ottimi portavoce. Certamente lo spazio non è molto perché la musica deve continuare. Comunque, come il dottor Bradariolo è invitato a prendere la parola per la presidenza nazionale. Un'ultima cosa, non vorrei azzardare una cosa che può essere solo mia personale, ma penso che sia condivisa da tutti gli amici dei monasteri e da tutte le bande. Abbiamo in sala Padre Clemente, che vorrei cappellano regionale Ambima. Parola al commendatore Bradariolo. Grazie al maestro Pittau e complimenti a Padre Clemente, mi pare. Se la proposta è accettata, e penso che il vostro applauso, anzi un secondo applauso, può essere quello di fare. È un secondo onore che l'Ambima si porta avanti. Il primo è stato Padre Carlo Cremona, che abbiamo conosciuto in una manifestazione dell'Ambima a Varese. Proposto, ha accettato, umilmente ha accettato. L'umiltà di un padre francescano è ancora più, un'umiltà ancora più significativa, e siamo certi che accetterà anche Padre Clemente. Grazie. Tutto quello che desideravo dirvi è stato già detto, sia dall'onorevole Azzeni che dal vostro sindaco. Io porto il saluto della Presidenza nazionale, soprattutto del Presidente onorevole Semeraro, che è già stato sottosegretario al turismo e allo spettacolo e che quindi ne capisce molto, ma molto, di bande, che è stato anche il fondatore dell'associazione dell'Ambima, ne capisce molto di musica anche per il suo interesse politico quando stava al governo. Vi porto il saluto di tutta la Presidenza nazionale e direi quasi anche del Consiglio nazionale, perché in queste manifestazioni sono tutti presenti, tutti vivono con questo spirito. Quando l'amico vostro maestro di banda Ignazio Pilloni mi chiese di partecipare, di venire qui a rappresentare la Presidenza, io ho detto sì per un semplice motivo. Ho conosciuto Ignazio Pilloni assieme a altri 4 giovanotti della Sardegna, di cui uno l'avevo invitato io e che è qui presente. E quando me li sono visti arrivare a Varese, ho detto subito: ma guarda che razza di banda che mi è arrivata qui. Non pensavo per una banda musicale, pensavo a tutt'altra cosa. Banda di ragazzacci che erano venuti per partecipare a un corso, a un seminario di studio per maestri e direttori di banda. A Varese si è realizzato questo corso con l'insegnamento di un docente olandese
e si era organizzato questa manifestazione, questo corso, in una forma di studio e villeggiatura. Alcuni maestri erano venuti anche con dei familiari in una zona stupenda alla fine di luglio, primi di agosto, prima settimana di agosto. Quindi momento esatto per fare anche delle ferie. Vi posso dire, e questa è la causa della banda dei sardi che erano presenti lì, che non hanno voluto fare ferie, ma hanno voluto veramente impegnarsi nella musica per saper essere all'altezza, e questa sera Ignazio hai dato dimostrazione di esserlo, di saper dirigere e portare avanti una banda. Sei stato veramente in gamba e veramente bravo. Questa bravura però, Ignazio, non è soltanto tua. Io prima, parlando con alcuni amici che ho incontrato qui, che ho conosciuto qui, ho detto, sono sorpreso, perché una banda nata 8 anni fa, formata tutta da giovani, abbia raggiunto un livello artistico di questo stile. Ne ho visitate alcune, in 2 anni che so la presenza, anzi proprio in questi giorni io compio 2 anni di segretario nazionale della Medina. Ne ho visitate alcune, direi anche abbastanza, alcune abbastanza, bande, ma giovani come la vostra non ne ho visitate manco una. Non solo giovani, ma anche impegnate come è impegnata questa banda. E quindi, caro Ignazio, il merito è tuo, sì, ma il merito anche perché hai trovato dei ragazzi, degli amici penso, perché pressappoco hanno la tua età, che ti seguono, quindi avete creato questo stile di amicizia che è veramente quello che vale e quello che ci vuole per portare avanti qualsiasi tipo di discorso. L'amicizia vale molto di più, direi anche di un grado di parentela, di fratellanza. Quando si è amici si è tutto, c'è amore, c'è sincerità, c'è collaborazione. I tuoi amici bandisti qui presenti hanno collaborato con te e quindi il merito è tuo, ma il merito è anche suo e veramente meritate tutti un applauso. Ho sentito parlare dal sindaco prima, che anche qui si sono rivelati dei problemi di droga. Mi rivolgo a voi come mi rivolgo a me stesso. Anch'io sono genitore. Ho la fortuna di non aver questo problema in famiglia. Dico la fortuna. Guardiamoci bene in faccia. Se ai nostri ragazzi facciamo occupare il tempo libero così, non c'è il tempo per stare fuori dalla sala a drogarsi. Se noi sappiamo far occupare e educarli in questa forma, occupare il loro tempo per fare musica, per fare cultura, perché questa è cultura, non c'è il tempo per fare il delinquente fuori dalla porta della sala. Caro sindaco, questo è un problema grosso e come ho detto prima, se c'hai qualche altra briciola da poter aiutare la banda di Monastieri che su 8 anni ha realizzato questo, il comune è stato in gambissima, ha dato molto, perché ha dato anche il terreno, ho sentito, ed è il primo caso in Italia che un comune doni alla banda musicale il terreno per costruire. Ma sindaco, io mi auguro, non è un'amministrazione, perché anche questa amministrazione comunale è molto giovane, quindi c'è l'entusiasmo e lo spirito di lavorare, ma aiutiamo questi giovani e tieni duro, perché può esserci il pericolo che se cambia l'amministrazione comunale queste cose non si fanno più. Tieni duro, tenete duro pure voi, aiutateli a vicenda, perché veramente la vostra banda merita tutto quello che è possibile. Collaborazione delle famiglie, aiuto del maestro, impegno dei ragazzi e aiuto e collaborazione da parte dell'ente comunale. Grazie sindaco e vorrei, per dimostrare anche la riconoscenza della Presidenza nazionale,
dare un piccolo ricordo, un piccolo segno di riconoscimento, di riconoscenza al sindaco, all'amministrazione comunale. La presidenza nazionale dell'Ambima, a nome mio, gliela offre con tanta sincerità e con tanta Siamo nella famiglia Ambima, non è giusto che venga dimenticata la banda. Quindi, caro Presidente, Giorgio, porta a casa anche tu un ricordo della Presidenza nazionale. Ti dirò, queste due sono le prime due targhe nuove che escono dalla Presidenza nazionale. Quindi una è andata al tuo sindaco e una viene a te, a ricordo di questa cerimonia e della Presidenza nazionale che qui rappresenta. Qui non possiamo dimenticare qualche altro, è logico. Qui noi dobbiamo ricordare anche il maestro. Il maestro ha fatto tanto. È veramente un bravo ragazzo. Quel poco che ci siamo conosciuti e che siamo stati lì a Varese assieme hanno dimostrato, non solo lui ma tutti e 5 che sono venuti dalla Sardegna, hanno dimostrato veramente di saper fare e di voler lavorare. Hanno dimostrato, hanno voluto dire a tutti cosa vogliono e cosa intendono. Appena adesso, quando sono arrivato oggi, ho detto che questo corso si ripete anche in Calabria prima della fine dell'anno. Lui stesso ha chiesto di poter intervenire. Quindi c'è modo di poter, c'ha desiderio ardente di poter continuare uno studio che ha iniziato in Varese e continuarlo anche qui con lo stesso docente della stessa città di Varese. Quindi io mi auguro che tu possa venire anche in quell'occasione ed è un merito che non va soltanto a te ma che dopo sarà trasmesso direttamente alla tua banda. Ignazio, a te una riconoscenza, una medaglia Ambima che ti possa ricordare questa giornata che è stata veramente... Nella banda non è soltanto il maestro e i bandisti, ma c'è anche una presidenza. Al presidente, ho ricordato il presidente, io devo prendere gli appunti perché non conosco le persone qui. Ho ricordato il presidente, ma c'è anche un altro animatore nella banda e c'è il segretario, Luciano Merene. Segretario è il cantante. È un piccolo ricordo. Tu che lavori dietro le quinte lo metterai sulla scrivania. Te lo ricordo. Ti ricordi di questa giornata e la Presidenza nazionale che ti ha riconosciuto questo. Mi hanno detto, e lo vorrei qui, un personaggio importante per la banda di Monastir. Ed è Giampiero. Dov'è Giampiero? Sai perché sei personaggio importante? Non lo sai. La banda è molto giovane. Tu sei quello che ha meno età di tutti, sei il più piccolo. E se non porti tu avanti l'entusiasmo verso i tuoi compagni e quelli che vengono dopo, la banda muore. Quindi non è soltanto il più vecchio, ma sei pure tu il portante, quello che deve mandare avanti la banda col maestro. Quindi il tuo entusiasmo, la tua voglia di fare musica, di occupare così il tempo libero, lo devi trasmettere anche agli altri. Allora ci sarà una continuità. E penso, e vedrai che ti applaudono anche, penso che tutti i genitori sono d'accordo con te. Tu studi. Ecco, nel tuo tavolo della scrivania prendi anche tu l'emblema di Santa Cecilia e salutami tutti. E salutami tutti, a nome mio che ho dato questo piccolo riconoscimento, ringraziali e abbraccia tutti i tuoi amici della banda di oggi e quelli di domani. Ciao!
Grazie, arrivederci e auguri di buon Natale a tutti. Adesso siamo ormai alla fine della manifestazione, l'ultimo brano in programma è un altro Kurzpulli, cioè un'altra raccolta di trascrizioni di motivi tedeschi di Kollitz, che è un compositore tedesco che compone appunto musiche originali per banda. Sono brani italiani conosciuti in tutto il mondo che sono stati eseguiti da celebri cantanti come Caruso, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. In questa fantasia troviamo alcuni brani molto celebri come Funiculi Funicolao, Sole Mio, Arrivederci Roma, per chiudere con le commoventi note del silenzio affidate alla tromba solista. Anch'io vi saluto, essendo questo appunto l'ultimo brano che devo presentare, ma vi raccomando di non fuggire al tema di questo brano, perché il maestro Ignazio Pilloni dovrà appunto comunicarvi alcune cose. Grazie.
tante sorprese e densa di cose che veramente toccano il cuore. Scusate, ma io mi devo segnare le cose perché proprio non vorrei dimenticare di dire qualcosa o di ringraziare qualcuno. Innanzitutto tutti i presenti che anche quest'anno ci avete accompagnato con il vostro calore, che ci accompagna e ci dà la forza e lo stimolo per andare avanti. Ci sono alcune cose che forse sono una ripetizione, l'acustica purtroppo non è delle migliori, ma più di questo non si poteva fare senz'altro. Il commendator Bradariolo ha già detto qual è l'importanza della banda e io ci credo in quello che ha detto lui perché ne sono fermamente convinto che queste istituzioni fanno bene, soprattutto perché so quale amicizia ci stringe. Mi stringe ai componenti della banda, non è un rapporto da maestro ad allievo, alunno, se volete così dire, è un rapporto da pari a pari, compresi anche i membri del direttivo. Quindi penso che questa sia la cosa anche che contribuisce a doverci far operare in un certo modo. È una cosa importante. Un ringraziamento particolare a tutti quanti hanno collaborato per la messa in opera di questa realizzazione, diciamo. Tutto il direttivo senz'altro, tutti i ragazzi che si sono impegnati, i familiari dei ragazzi. Un nome lo voglio citare, è il nostro addobbatore floreale di ogni anno, Roberto, che anche quest'anno ha avuto la pazienza di dover fare questa cosa. Ringraziare il Comune per il patrocinio e per l'altro doveroso, non dico doveroso, l'altro dono che ci ha fatto, non è neanche un dono, ma per la realizzazione di questa sala che speriamo di riuscire a realizzare al più presto. Tutti gli sponsor, i familiari, Dondino, il direttivo, non voglio fare nomi in particolare, però uno lo devo per forza fare, non perché lavori per gli altri, ma diciamo che è quello che, perché gli altri per motivi di lavoro non sono sempre presenti, settimana per settimana, giorno per giorno, come lui. Anche lui lavora fuori molte volte, però è la persona con cui divido maggiormente gioie e dolori della realizzazione, sotto la visione logicamente di tutto l'altro direttivo, non è che facciamo noi per gli altri, tutti lavoriamo, però forse siamo quelli che ci sfoghiamo di più, ci prendiamo più, come dire, signor Luciano, non so cosa dire, è lui l'altra persona che merita veramente. Grazie all'Ambima regionale, con il presidente regionale, il maestro Francesco Pittava, e grazie per le belle parole, che farò tesoro di queste parole, dobbiamo fare tesoro tutti quanti. Grazie al presidente, al delegato provinciale Danilo Porta, a tutte le altre bande presenti che anche quest'anno ci hanno confortato con la loro presenza. Grazie anche a questo giovanotto che prima si è permesso, mi ha onorato portandomi la bacchetta, vestito da divisa. Io lo voglio nominare mascotte della banda, anche se c'è un rapporto particolare. Lui è nato praticamente, diciamo, non ufficialmente, ma ufficiosamente con un anno oggi perché è nato l'anno scorso il giorno del nostro concerto. Ho avuto l'onore di essere il suo padrino e ci sono particolarmente legato. Eccolo qua. Lui è inconsapevole di tutto. Grazie a tutte le autorità, grazie all'onorevole Dantiazzini che è dovuto scappare con le sue parole, sempre vicino alla nostra banda. Grazie ai rappresentanti del Comune, un forte ringraziamento, ha già detto il commendator Bradariolo, per le belle, forse anche lodevoli parole espresse nei miei confronti. Anche delle sue parole farò tesoro e spero che ci siano altre occasioni per potersi incontrare così tutti assieme. E per il saluto dell'Ambima nazionale. Grazie a padre Carlo Cremona, che non è ancora qui con noi, per la bella conferenza tenuta ieri e per la sua sensibilità e per l'omelia anche di questa mattina. Due personalità che hanno onorato la banda, ma che hanno onorato tutto il paese e tutto il mondo bandistico isolano. Noi non vogliamo dire che abbiamo avuto un'esclusiva, noi ci sentiamo di dire che l'abbiamo fatto
come se l'avessero fatto tutte le bande, per tutti, non è una vanità che vogliamo noi, è una cosa che vogliamo venga condivisa da tutti, da tutte le bande della Sardegna, non è una cosa fatta esclusivamente per noi. Grazie alla collaboratrice che ci ha presentato questo concerto, che ci ha reso il concerto più piacevole anche con le sue presentazioni, l'amica mia ex insegnante Miriam Quacquero, a cui vogliamo dare un ricordo di questa serata. Grazie di cuore mio. Intendiamoci, è stato assolutamente un alunno modello. Grazie. Grazie alla banda di San Massi che ci ha concesso anche quest'anno l'utilizzo delle percussioni che purtroppo la banda di Monastir ancora non può permettersi di dover acquistare e che speriamo di poter acquistare l'anno prossimo. Però, come ogni anno, devo riservare l'ultimo ringraziamento a chi con me da 5 anni vive gioie, dolori, sacrifici, riconoscimenti anche di questa banda. Tradizionalmente dico che ogni concerto è un punto d'arrivo, ma soprattutto un punto di partenza per un cammino più difficile del precedente. La musica nella sua bellezza è anche molto difficile, è la forte volontà di studio e sacrificio, solo la grande passione con la forza di volontà permettono di poter aggiungere qualche anello a una catena senza fine. Questa volontà non dovrà mancare mai, mi auguro che non debba mancare mai, né a me né a tutti loro, né al direttivo. È una catena senza fine e come dicevo prima l'amicizia ci deve legare e ci deve far superare anche incomprensioni, qualche momento di sconforto, qualche momento di menefreghismo che capita a tutti quanti. Quindi non deve mai mancare l'amicizia e l'affetto che ci ha sempre legati e che è necessario per poter lavorare serenamente. Quindi io, per dimostrare questo, come ogni anno voglio lasciare un ricordo. Penso che non ci sia un ricordo più bello di un fiore a ciascuno dei componenti. Non lo farò come l'anno scorso, darlo a tutti perché perderemo tempo. Simbolicamente dopo il concerto saranno loro stessi che si avvicineranno e vorrò essere lieto di consegnare a ciascuno di loro questo fiore. Adesso simbolicamente ve lo consegno così simbolicamente dicendovi grazie di cuore ragazzi e che vi voglio sempre tanto bene. Tanto. Dunque, io ci sono due cose da per chiudere questa magnifica serata, due ricordi da consegnare. Io, per quanto mi concerne, ho voluto chiudere questo concerto con queste melodie che sono di tutti, italiane, nostre, e tutto il mondo ci invidia anche. Ma chiudiamo anche per lasciare un piccolo sapore della nostra Sardegna agli illustri ospiti che stasera torneranno a Roma, con un pezzo caratteristico nostro sardo, un pezzo che viene eseguito abbastanza da tutte le bande, è un ballo sardo tradizionale sardo, trascritto però per banda. Il suo titolo è Isla Unetas, l'autore è Giovanni Puddu Petretto, ex musicante di tanti anni fa, che ha lasciato un suo ricordo. Un pezzo semplice ma che per lasciare ai nostri ospiti un profumo e sapore della nostra Sardegna. Grazie di cuore a tutti quanti e arrivederci alla prossima occasione. Prego. A nome di tutto il direttivo e della banda musicale vorrei pregare il commendatore Bradariolo di presenziare qui, che vogliamo consegnargli un nostro ricordo. Con la riconoscenza di tutta la banda, la sua partecipazione. Io ringrazio veramente la banda di Monastir perché questo tricolore di cui è formata questa coppa, l'asta di questa coppa, deve veramente dimostrare che dobbiamo essere tutti amici, non soltanto quelli che ci conoscono a Monastir,
ma tutte le lingue italiane, tutti i dialetti italiani, tutte le regioni d'Italia, anche se il mare divide l'isola dal continente o il continente dalle isole, dobbiamo essere tutti italiani, dobbiamo essere tutti amici. Io vi ringrazio, è un dono che io veramente porto nel cuore e, se permetti Ignazio, dal cuore e dalla presidenza, e penso di interpretarlo, l'idea, anche l'intenzione del nostro Presidente nazionale, lo ridono a te. Tienlo come fosse il tuo dono dato alla Presidenza, che te l'ha scambiato perché veramente tu e voi lo meritate. Grazie. Ringrazio ancora una volta il commendatore Bravariolo, non finisce mai di stupirci. Un'ultima cosa che ho dimenticato. Vogliamo avere l'onore, questo sì, di dare la nostra prima adesione all'idea che ha avuto il maestro Pitao come presidente regionale dell'Andim, di nominare il nostro grande amico, ma amico penso di molti, adesso lo diventerà di tutte le bande, padre Clemente Filloni, cappellano regionale dell'associazione. Noi vogliamo dare la nostra prima adesione. Con la stessa motivazione che ho consegnato la Coppa al commendatore Bradaiolo, questa la offriamo a padre Carlo Cremona, che purtroppo non è qui presente, che si è sentito un po' male ed è andato da Dondino, gliela consegneremo senz'altro.
Un momento di attenzione, ci siamo dimenticati purtroppo di invitarvi tutti a un piccolo rinfresco che la banda vi offre.